Buongiorno a tutti e grazie per essere con Buongiorno, noi per una nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi abbiamo Ambra. Buongiorno Ambra, grazie per essere buongiorno, qui. buongiorno Adele, buongiorno a voi. Ambra è una cara amica che conosco da diversi anni, grazie al suo compagno che insomma è stato un docente di scuola Gire proprio agli esordi. Ambra è un'esperta di servizi per l'infanzia, ha lavorato molti anni per il Comune di Roma ed è proprio in virtù di questa sua decennale esperienza che le ho chiesto di chiacchierare insieme su come sarà l'infanzia nel mondo che verrà. E quindi le porgo la prima domanda, Ambra, come sarà secondo te l'infanzia in questa nuova era che sta per arrivare? Allora, se ci proiettiamo un po', diciamo, in un futuro che non è un futuro prossimo, insomma, adiacente, se allunghiamo lo sguardo, allunghiamo le nostre visioni e guardiamo al contempo anche dietro a noi, cioè rivolgendo il nostro sguardo a quello che c'è stato, soprattutto in questi ultimi 20-10 anni, si possono anche invece intuire, avvertire, insomma, sentire delle prospettive nuove, perché tutto il movimento che c'è stato a livello nazionale dal basso come società civile, con tutte le, diciamo, anche diversificazioni, con le differenze di contenuto, le differenze di impostazione, però è stata anche quella sia una promessa che una premessa. E quindi diciamo, abbiamo spazio mentale, abbiamo la possibilità di ripensare a una idea differente rispetto all'infanzia, che già vediamo in corso, insomma. Quindi ci vuoi subito parlare del presente, così capiamo un pochino in che cosa ti stai attivando per crearlo questo futuro che verrà, perché certo non si crea così, insomma, bisogna lavorarci. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Allora, per entrare nel presente, io un minimo di accenno, insomma, a quello che è il passato lo devo collegare, Certo. perché arriva al presente attraverso appunto 40 anni di esperienza nel settore. Non mi ritengo esperta, ma non nel senso che perché non mi ritengo nell'attraversamento della professione o di quello che uno ha sperimentato, attraversato, ha ragionato, quanto perché il concetto proprio di esperta che magari metto un po' in discussione in assoluto, perché quello che è avvenuto proprio invece in 40 anni, anche di formazione, è stato in qualche modo attraversare sempre un processo di decostruzione identitario, senza togliere niente a quello che veniva acquisito. Quindi è importante sia il processo dell'acquisizione nostra, come possiamo essere educatori, insegnanti, genitori, formatori, insomma quello che siamo nei ruoli, però è importante non avere queste idee sempre certe e consolidate che si radicalizzano poi nell'arco, diciamo, temporale, ma avere questo movimento continuo un po' a curvatura, diciamo, e non unilineare, che ci consente di comprendere il patrimonio che ognuno di noi acquisisce nell'attraversare esperienze di qualsiasi tipo, però contestualmente avere la capacità, che non è facile per ognuno di noi, soprattutto oggi, di abbattere un po' il consolidamento di certe visioni, di certi pensieri o di certe idee, per consentire invece l'entrata di qualcosa che magari ancora non conosciamo, e quindi questo ci rende disponibili alle nuove forme di conoscenza. E questo, diciamo, ecco, è un piccolo passaggio tra passato e presente. E nel presente, per ricollegarmi proprio, insomma, alla domanda specifica tua, io sono entrata diciamo, in quella che è la rete nazionale ARCE, Alleanza Reti Comunità Educanti. E diciamo che ogni organismo che fa parte di ARCE è un organismo storico. Faccio riferimento ad esempio al MOVI, a Forum SAD, al CGD, al Coordinamento Genitori Democratici, insomma sono tutti organismi che chiaramente hanno attraversato diciamo, un tempo
a sufficientemente, diciamo, valido, consistente di approccio alle questioni appunto educative. E al contempo però ci sono anche invece organismi di nuova formazione, di nuova acquisizione, perché ad esempio c'è il COONGI, che è appunto invece il coordinamento delle nuove generazioni italiane. E quindi è già una rete che in qualche modo diventa una rete intergenerazionale e interculturale. Quindi potremmo dire eppur si muove. Eppur si muove, assolutamente sì, quello che dicevamo prima, no, cioè che in realtà, se osserviamo con attenzione, tutto quello che si è in qualche modo radicato in questi anni sul territorio nazionale, da nord fino a sud, troviamo invece, un atto di presenza, che io dico, di autodeterminazione in questo senso, che è stato anche un fenomeno molto di qualità e che poi in generale, rapportandolo in generale, estendendolo anche oltre la questione educativa, perché tra l'altro la questione educativa coinvolge tutti gli altri settori, non lascia fuori nulla, è il movimento che porta avanti la società. Mm. Nello specifico io per Arce ho voluto proprio proporre, e su questo ci ho lavorato appunto per 7 mesi, quello di lavorare con il Ministero della Cultura, l'area chiaramente dei servizi educativi, la DIGERIC, che è Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, perché chiaramente noi diciamo che la questione educativa è stata un po' confinata nelle reti istituzionali, quelle consolidate, no? Istituzionalmente, cioè il Ministero dell'Istruzione, i servizi educativi nello specifico. Però la questione educativa è stata sempre molto subalterna nelle politiche nazionali, questo lo sappiamo bene, soprattutto Bene. sì, chi c'è stato dentro, chi ci sta ancora oggi poi dentro alle politiche, diciamo, nazionali nel settore. Quindi il passaggio col Ministero della Cultura diventava un passaggio molto importante nella mia visione, molto determinante, perché restituiva un riconoscimento e una dignità a quella che è la questione educativa, la cultura educativa, gli faceva fare in qualche modo un salto. Di qualità. Sì, un salto di qualità, non soltanto rispetto al discorso istituzionale, ma di riflesso rispetto a quella che è anche una rappresentazione, se vuoi, popolare, no? Se noi Certo. guardiamo proprio i termini che sono usati rispetto all'infanzia, sono i termini, ne so, l'ho allevato, l'ho tirato su, l'ultima, vabbè, non voglio fare riferimento, insomma, perché non entro sul piano delle negatività, perché se no lo sguardo, no, non va avanti, però l'ultima era stata quello del ministro uscente del Ministero dell'Istruzione, che aveva avuto questa immagine: inutile creare dei pollai, no? Se noi poi non ci mettiamo i pulcini, che nella visione poi invece popolare si radica in un immaginario che è già un immaginario che a noi ci deriva ancora dal Medioevo. Parlo di Medioevo non come retorica, proprio che ci deriva delle volte ancora dal Medioevo come rappresentazione dell'infanzia, no? Quindi negativizzata o comunque subalterna, non solo poi alle logiche di pensiero dell'adulto, ma subalterna apposta trasversalmente in tutti i settori. Quindi questo passaggio col Ministero della Cultura aveva una doppia valenza, una formale e l'altra sostanziale. Quella formale perché veniva fatta da un Ministero della Cultura e quella sostanziale perché invece poi entrava nei contenuti di una questione apposta principale e determinante, soprattutto rispetto all'infanzia, che in qualche modo è sempre un po' più messa espulsa, no? Perché il riconoscimento dell'infanzia coincide con l'accesso alla scuola, ma non perché è un riconoscimento rispetto al bambino che accede alla scuola, quanto perché è un riconoscimento istituzionale. Quindi Già. invece l'infanzia è più subordinata ancora, no? La prima infanzia è ulteriormente subordinata. Quindi fare un documento emanato da un Ministero della Cultura e che tra l'altro abbiamo presentato a un convegno poi che è avvenuto ad aprile e che è stato inviato successivamente proprio nell'immediato dopo il convegno a tutti gli istituti che afferiscono al Ministero della Cultura, istituti, archivi di Stato,
parchi a statuto autonomo, insomma spalmato, se vogliamo, su tutti gli istituti a livello nazionale. Quindi c'era un riconoscimento che non diventava soltanto piramidale, cioè dal Ministero della Cultura, ma scendeva dalla piramide al piano terra, diciamo, nel senso piano terra, scendeva nei territori. Quindi Esatto. questo è stato un passaggio fondamentale. Il secondo approccio è quello di portare il modello, diciamo, del documento poi anche a livello regionale. Al momento è stato adottato all'Università La Sapienza nel corso di laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione e quindi è stato portato proprio come testo anche d'esame tra i Molto bene. testi, diciamo. Ed è stato presentato, tra l'altro, questo è importante invece, all'interno di ARCE c'è l'OMEP Italia, Organizzazione Mondiale Educazione Prescolare. Allora, l'Italia è presente nell'OMEP anche dagli anni passati, ma praticamente è stata sempre, sempre completamente assente, completamente fuori. Non mi E stupisco. per la prima volta invece a OMEP Italia il presidente Matteo Corbucci, che tra parentesi lo dico ma non per lui o per me, quanto per comprendere quanto ognuno di noi può contaminare, no? Le pratiche buone, perché Matteo Corbucci è stato uno dei volontari che ha partecipato al progetto di servizio civile nel settore educativo che io ho presentato al Comune di Roma il primo anno in cui il servizio civile è entrato nel Comune di Roma e tra l'altro non è casuale che è stato su tutta Roma l'unico progetto presentato nell'ambito educativo. Beh, Matteo Corbucci lo selezionai allora insieme ad altri, c'erano 70-80 giovani, e la sua passione traspirava da ogni foro della pelle, insomma, già questo quasi 20 anni fa, vi dico questo, insomma. E poi, quindi da qualche anno è stato nominato proprio invece presidente dell'OMEP Italia, per cui lui sta andando come una TAV, proprio come un treno ad alta velocità. Molto E bene. quindi questo è molto Debole importante Berlino. ed ha presentato il documento nella conferenza internazionale che si è tenuta proprio il 21 ottobre, quindi pochi recente, insomma, fresca fresca, diciamo. Sì, sì. Ma, Ambra, l'altra domanda che noi facciamo sempre e che quindi è d'obbligo in questo caso: quando hai scoperto o come hai scoperto questa tua missione che, sta durando da sempre, potremmo dire da tutta la vita, per l'infanzia, quando hai scoperto che questo era il tuo campo di indagine, di applicazione? E questo è importante, forse ritengo che sia la domanda principale. Io sono entrata nel 75 come educatrice di asilo nido. Avevo vinto 2 concorsi, l'altro era quello della scuola elementare. Io scelsi il settore degli asili nido perché è innovativo, perché comunque era nato dal movimento femminista, insomma dal movimento delle donne, si apriva una ricerca anche in chiave scientifica, culturale, femminile, insomma c'era tutto nel settore degli asili nido nel 75. Attraversando questa esperienza, perché ero giovane, avevo appena 21 anni, e quello che è stato importante nella relazione continuativa, quotidiana con loro, con i bambini, è stato quello che accennavo prima, cioè la capacità di decostruirsi. Chiaramente, appunto, a 21 anni che l'identità di ognuno di noi non è particolarmente radicalizzata, no? Sedimentata, difesa in maniera accanita, ero giovane e quindi ero molto aperta invece, molto flessibile, molto aperta alle forme di conoscenza tutte. E quello che è accaduto con loro non è stato tanto che io mi sentivo quindi educatrice verso loro, ma io ho avvertito che erano loro in qualche modo invece educatori verso di me, educatori, educatrici nei miei confronti. Ero aperta alla capacità di un sentire, di essere in qualche modo senziente nei loro confronti. E questo andava ben oltre l'approccio didattico, il pensiero filosofico che c'era dietro, l'analisi e la ricerca. Era la possibilità, e questo io con loro l'ho avvertito, di sentirmi realmente in comunicazione con loro
in uno spazio che era uno spazio simmetrico, in cui non c'era distinzione di età, non c'era distinzione di genere e di cultura. E questo devo dire è qualcosa che io non ho più provato forse in assoluto, e perché è una, diciamo, nel mondo adulto è uno spazio difficile da riproporre, difficile da sentire. Ecco, questo è stato qualcosa che una volta che l'ho sperimentato con loro m'ha accompagnato, mi accompagna ancora, insomma. E quello che posso scrivere quando cerco di comunicare o di fare articoli che entra in gioco la nostra relazione con loro, questo diventa sempre un focus. Molto bene, ma la nostra intervista è quasi finita, però mi sento proprio che è importante se tu dai un consiglio vista la tua grande esperienza di attivismo, potremmo dire sociale, alle persone che vogliono, che credono ancora che si possa fare qualcosa per l'infanzia. Che consigli daresti? Come attivarsi? Allora, io dico come coniugare, no, quello che in qualche modo ho comunicato, insomma, nell'intervista, cioè quello di porsi veramente nell'ascolto, che non è retorica. Cioè, quindi di porsi nell'ascolto significa un po' essere capaci di svuotare il proprio io, no? E dico il proprio io perché il nostro sé invece è quello al contrario che si mette in comunicazione, in relazione con loro. Quindi questo è un presupposto fondamentale intanto di qualsiasi piano della comunicazione, a maggior ragione chiaramente quando ci troviamo in relazione con loro, e questo è un punto centrale. L'altro è coniugare questo chiaramente con quello che è il nostro sapere, perché ti ripeto, io sono entrata che ero appena ventunenne, quindi ero pronta invece ad accogliere conoscenze, saperi, ricerca e mettermi in ascolto nei loro confronti. Oggi, magari a seconda dell'età che abbiamo, potremmo avere dietro di noi o sopra di noi un bagaglio che invece in qualche modo ci blinda. Il Mh. sapere non sempre è una chiave di accesso alla conoscenza, Sono ecco, questo è d'accordo, fondamentale. sono Questo è assolutamente fondamentale. d'accordo. Il sapere può invece blindare, può creare dei Sì, pregiudizi, cristallizzare può anche. cristallizzare, può diventare un'ostinazione di un percorso, di un circuito, anche di una tendenza, no? Oggi, diciamo, c'è un filone di tendenze che in qualche modo si sono affermate sul territorio nazionale. Sono convinta che in tutto quello che si muove c'è sempre qualcosa che, diciamo, è buono, qualcosa che va rivisto, qualcosa che va in qualche modo rimodulato, no? I Cer processi apposta non sono lineari, ma io dico procedono a curve, a salita, a discesa, insomma, hanno un movimento loro. come Ecco, la io in vita. questo sì, ecco, questo credo che apposta il sapere e la conoscenza è sempre una ricerca, però non la dobbiamo rendere una blindatura o un pregiudizio, perché anche questo è facile. Quindi svuotarsi, mettersi in ascolto dei bisogni del territorio e attivarsi. 3 passi. Sì, sì, esatto, brava. Brava nella sintesi, perfetto, sì. Io la Va bene. sintesi c'ho sempre invece delle maggiori difficoltà perché, come dire, sono sempre più pronta a formarmi, ho sempre fatto una formazione condivisa con le donne, di lungo periodo, e quindi sono sempre più pronta a un confronto piuttosto che a una sintesi. Invece però la sintesi serve proprio nella comunicazione verso gli altri. Sì, poi noi di Nuova Pedagogia, lavoriamo appunto sul pensiero triangolare, perché nel pensiero triangolare nasce anche l'azione e quindi dobbiamo Sì, imparare a, prepararci per un atto di volontà, un progetto, e lo si fa in maniera triangolare. Lo stiamo è una dei insomma, dei nostri, cavalli di battaglia. ah. Allora Ambra, che dire, grazie mille per averci Grazie a voi, dedicato grazie a te che sei una persona eccezionale, rara anche, nel panorama, e quindi grazie a tutti voi, a tutte voi. Grazie allora. Noi ci rivediamo con la prossima intervista, sempre su questi interessanti temi di nuova pedagogia. Grazie Ambra, Okay, ciao a va tutti. bene. Ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao.